L'Associazione Calcio Massiminiana era una squadra di calcio di Catania, fondata nel 1962 da Giuseppe Massimino, che rilevò il titolo della SCAT. Disputò per la prima volta il campionato di Serie D nel 1964. L'anno successivo vinse il proprio girone e fu promossa in Serie C. La Massiminiana in quei 4 anni rappresentò la vera alternativa al calcio Catania. Io non credo che noi eravamo l'alternativa al Catania, eravamo una squadra catanese, i catanesi ci volevano bene proprio perché non eravamo l'alternativa al Catania, non giocavamo per essere antagonisti al Catania, noi giocavamo perché, per i colori, per Massimino, per la città, per quel po' di pubblico che avevamo. La Massiminiana, nelle 4 stagioni in Serie C, giocando al Cibali, divenne un punto di riferimento per il pubblico catanese, che pur seguendo il Catania Calcio, applaudiva e seguiva comunque con un discreto interesse la squadra giallorossa. Noi giocavamo al Cibali, tranne qualche volta poteva capitare perché per il mando o per qualcosa, per gli impegni del Catania, giocavamo a Zia Lisa, all'aeroporto, ma di rado, sempre al Cibali non giocavamo. Nonostante le 2 squadre militassero in 2 categorie differenti, le 2 tifoserie, come del resto anche i giocatori di entrambe le squadre, vivevano in perfetta armonia sportiva. No, non c'era mai conflitto con i giocatori del Catania, perché noi eravamo la Massiminiana, loro il Catania. Noi andavamo la domenica a vedere il Catania perché eravamo tifosi del Catania. E il lunedì certe volte eravamo assieme, giocavamo, facevamo qualche partitella magari il mercoledì, il giovedì, sai che si facevano quelle partite infrasettimanali. E allora ogni tanto qualche volta capitava di giocare contro, ma senza antagonismo, senza niente, ci divertivamo. Dopo 4 stagioni in Serie C, nel 1969-70 la Massiminiana retrocedette in Serie D, dove disputò altri 6 campionati con alterne fortune. Nella stagione 75-76 la retrocessione che costò di lì a poco la definitiva scomparsa. Artefice di quella società, tutta catanese, fu il presidente Pippo Massimino. Da qui il nome storico Massiminiana. E il vero presidente è sempre stato lo zio Pippo Massimino, buonanima, e col figlio Affio. C'erano in mezzo anche i fratelli Turi e Anciolo, che poi ha preso il Catania, però il vero presidente della Massiminiana è sempre stato Pippo Massimino. Nella dirigenza della Massiminiana, dunque, trovarono spazio anche i fratelli di Pippo Massimino. Angelo Massimino, dopo aver insieme al fratello Pippo creato il giocattolo Massiminiana, sarebbe diventato di lì a poco il presidente del calcio Catania. Angelo Massimino si interessava, però lui era per il Catania e basta. Guarda, una volta dovevamo giocare al Cibali, noi ci abbiamo trovati le porte senza reti, li ha tolti per farci un dispetto a noi, non lo so perché, che poi il buon Totò Calvanesi, avendo il magazzino di abbigliamento sportivo, no, ci ha procurato le reti subito perché non si poteva giocare allora. Il giocatore più rappresentativo della Massiminiana fu senz'altro Pietro Anastasi, che esordì giovanissimo in Serie D mettendosi in luce nel suo secondo campionato, il 1965-66, segnando 18 reti. Anastasi fu successivamente venduto al Varese, squadra con la quale conquistò la massima serie, per diventare qualche anno dopo protagonista con la maglia della Juventus e della Nazionale. Eravamo quasi la maggior parte tutti catanesi, compreso i messinesi, che si sentivano anche loro catanesi. Malerba, Samperi, la buonanima purtroppo di Polesello. Poi c'erano i vari Polizzo, Sframeli, Ventura, Campagiorni, il grande Turi Marino, il portiere per antonomasia, che ancora fa il tecnico. I ricordi di quei periodi sono indelebili nella mente di tutti i catanesi, che vivevano negli anni 60 e 70 una realtà sportiva assolutamente quasi amatoriale, legata ad un calcio che adesso non esiste più. Un calcio vissuto con enorme spirito di sacrificio, basato sui valori dell'amicizia, attaccamento ai colori sociali, il tutto con pochi mezzi economici, ma con tanta inesauribile passione. Prima rimpiango i tempi, che sono passati troppo in fretta. Rimpiango si guadagnava anche poco, adesso si guadagna troppo. Potessimo avere adesso 20 anni, sarebbe diverso, non lo so.